Quando sei ragazzino conta per lo più la maturazione fisica, quindi quando hai quell'età che tra i 7, 10 fino ad arrivare a 14 anni, il ragazzino che sviluppa prima è quello che fa di più. Faccio un giro, versano un po' di Benvenuti alla puntata numero 14 del nostro podcast Faccio un giro. Prima di iniziare ne approfittiamo ancora una volta per ringraziarvi dei tanti commenti che ci avete lasciato sui nostri social e vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi al nostro canale YouTube. Per voi è l'impegno di pochi secondi e invece per noi è una risorsa importante. Passiamo subito a presentare l'ospite di quest'oggi, che è Antonio Doneddu. Benvenuto Antonio. Grazie, buongiorno. Antonio, tu sei uno sportivo a 360 gradi, ti sei diviso nella tua vita tra il ciclismo e l'atletica, hai iniziato appunto già bambino con il ciclismo. Cosa ricordi dei tuoi inizi? Beh, sono nato in pratica sulle due ruote, grazie a mio padre che mi ha inculcato questa passione. Ho iniziato con lui, mi ha sempre allenato, supportato, portato in qualsiasi punto della Sardegna per correre facendo 1000 sacrifici e credo in parte di averlo ripagato con qualche bella soddisfazione e niente, quindi la bici è stato il mio primo amore. Com'è per un bambino in un contesto prettamente calcistico scegliere la bicicletta al posto del pallone? Anche perché tu sei comunque appassionato di calcio. Beh, sinceramente io sono appassionato di tutti gli sport. Poi quindi ho iniziato da bambino facendo un po' tutti gli sport. A un certo punto poi quando si inizia a crescere devi decidere un po' che strada prendere, perché non puoi dividerti, non puoi sdoppiarti. Ho fatto i primi anni dove giocavo a pallone, facevo taekwondo, facevo bici, poi iniziavo a crescere, aumentavano i chilometri, comunque iniziavi a studiare e mio padre mi ha detto: senti, scegli uno sport perché tutto non si può fare. E quindi hai scelto la bici. Ho scelto la bici. Tu sei originario di Berchida, perché i tuoi genitori sono di Berchida, quindi nonostante non vivessi qua e vivessi a San Teodoro, la tua carriera in bici è nata nella storica GS Berchidese, che ancora esiste dopo, credo che abbia 40-50 anni di storia. Tantissimi. Spero che non mi bacchettino i fondatori sull'anno di nascita. Che ricordi hai? Allora, sì, mi sono sempre allenato sulle strade teodorine e dintorni, però la prima maglia è stata la Berchidese, dove era una bella squadra, un bel gruppo, ci divertivamo. Sono tra l'altro riuscito con la squadra a fare il primo campionato italiano, quindi andare oltremare per fare il primo campionato italiano a 7 anni, quindi era una bella squadretta. Poi col passare degli anni è andata un po' a scremarsi e sono rimasto da solo. Gli ultimi anni mi ricordo che avevo, mi pare, una decina d'anni, eravamo rimasti io e mio padre con gli impegni lavorativi non riusciva più a far fronte alle mie gare, a portarmi ovunque, e quindi è lì che poi ho cambiato, sono andato alla Terranova. Anche nel ciclismo, come nel calcio, le categorie si dividono per età, quindi si corre sempre con bambini e ragazzi della tua età, e chiaramente la Sardegna non è la Lombardia, quindi il numero di ciclisti era inferiore, quindi spesso ti capitava negli anni di incontrarti con gli stessi avversari. Com'era questo di stimolo? E soprattutto, che è una domanda che faccio un po' a tutti gli sportivi, l'ho fatta soprattutto nell'ambito dei motori, alla fine poi si diventa amici, oppure il fatto di essere avversari, anche se ci si incontra ogni domenica, prevale?
Allora, quando sei ragazzino conta per lo più la maturazione fisica, quindi quando hai quell'età che tra i 7, 10 fino ad arrivare a 14 anni, il ragazzino che sviluppa prima è quello che fa di più. Sì, conta l'allenamento, conta la determinazione, conta tutto, sono tanti fattori, però la maturazione fisica è quella che conta di più. Io la maturazione l'ho avuta un pochino più avanti, oppure qualcuno l'ha avuta prima, perché e quindi i primi anni arrivavo terzo, quarto, quinto, appunto come hai detto tu, le persone erano quelle, eravamo, non lo so, una cinquantina a scontrarci di tutta la Sardegna della mia categoria, e quindi ero sempre lì a cercare di fare una posizione migliore qua e là, fino a che poi sono arrivato a sbloccarmi in una gara secca che era un campionato sardo, me lo ricorderò sempre, dove comunque sia, come mi chiedevi tu, diventi amico, nemico, arrivi che sai già chi ti arriverà davanti quasi, tra virgolette, e quindi arrivi là col terrore solo guardandoli in faccia. Poi ovviamente sì, non c'è quella rivalità dove ti scontri o sei comunque amico, ma in partenza, ai nastri di partenza, il terrore guardandoli in faccia ce l'hai. Puoi già decidere sì. o pensare chi ti potrebbe arrivare davanti. Sì, bravo. Nel ciclismo, quando è più o meno in che età che ci si specializza? Perché comunque, tra virgolette, anche se è uno sport individuale, anche nel ciclismo, diciamo, possiamo paragonare ai ruoli del calcio. C'è chi è portato per la pianura, c'è chi è portato per la salita, chi è un velocista. Ecco, a che età più o meno da ragazzini si inizia a capire quali sono le caratteristiche di un corridore? Allora, quello si inizia a vedere, come dicevo prima, quando inizi a raggiungere quella maturazione fisica o inizi a svilupparti un po' muscolarmente e fisicamente. Quindi io mi ricorderò sempre che fino alle categorie degli allievi juniores è lì che ho iniziato a sbloccarmi, comunque a crescere, a fare le cose più seriamente, a curare l'alimentazione, a prenderla appunto più seriamente, e lì ho iniziato a vedere i primi risultati. Lì mi ricordo, mi sono tolto delle belle soddisfazioni, e lì poi appunto inizi a vedere, facendo tanti tipi di gare dove anche percorsi diversi, tu vai meglio, dove fatichi un po' di più. Io ero più portato per le gare ondulate, calde, quindi dove si fa la selezione naturale, dove si fa fatica, ecco. Anche perché il ciclismo ha dei corridori che sono diametralmente opposti a livello fisico. I classici velocisti, che sono degli armadi con le gambe muscolosissime, e gli scalatori, che invece sono proprio più piccoli, eppure praticano lo stesso sport nonostante abbiano differenze fisiche clamorose. Ecco, tu eri invece uno di quelli, come hai detto prima, che amava le gare ondulate, quindi un fisico un po' più mingherlino e amante delle salite. Sì. Ti cito, secondo me, il più grande scalatore di sempre, che era Marco Pantani, che diceva che lui andava forte in salita perché così l'agonia e la fatica durava meno e finiva prima. Sì. Ti trovi d'accordo con questa definizione? Mi trovo d'accordo, anche se a dirla così sembra facile, ma quando sei là non finisce più. No, Marco Pantani è stato il mio idolo da sempre. Io proprio mi ricordo che guardavamo le tappe dei Tour de France, del Giro d'Italia, quando c'era lui che scattava, buttava la bandana. Aspettavamo proprio l'arrivo e con mio padre partivamo a allenarci.
a fine tappa. E lì non volevo vedere il caschetto, partivo con la bandana, mio padre si incazzava come una bestia. Chiaramente per questioni di sicurezza. Sì. Perché ricordiamo che anche nel ciclismo, come in tanti sport, l'evoluzione ha portato a cambi di regolamento. Dopo qualche incidente mortale di alcuni ciclisti, il caschetto è diventato obbligatorio anche per i professionisti, cosa che all'epoca di Pantani non si usava. Sì. Sei d'accordo che Pantani è stato un po' come Valentino Rossi nel motociclismo? Probabilmente è stato uno che ha fatto andare in bici una marea di ragazzini che, guardando, adesso succede un po' magari con Sinner nel tennis, è uno che smuove le masse perché porta alla luce uno sport che viene, non vorrei utilizzare il termine minore perché tutti gli sport sono importanti, però a livello di comunicazione, a livello di TV e cose così, spesso il ciclismo viene un pochettino bistrattato. Ecco, lui probabilmente con le sue vittorie e la fama che ha portato al ciclismo ha fatto andare in bici una marea di ragazzini. Beh, certo, io mi ricordo il periodo di Pantani che il ciclismo raggiungeva degli ascolti incredibili che secondo me anche tuttora con i fenomeni attuali e con lo spettacolo che fanno, secondo me sarà difficile rivedere un entusiasmo così da parte della gente, perché Pantani sì, secondo me è stato proprio come un Valentino Rossi, però al contrario di Valentino Rossi, dove si dividono tra ducatisti e tifosi di Valentino, i tifosi Marco Pantani era unico, non c'era nessuno che lo odiava, cioè, oppure era amatissimo anche da tifosi di altre nazionalità. Sì, e esatto, tuttora quando uno guarda una tappa del Tour, comunque Pantani è mancato da tanti anni e non corre le ultime gare le ha fatte nei primi anni del 2000, quindi sono passati più di 20 anni, ancora si vedono striscioni, scritte vuol dire terra. che forse anche l'essere mancato prematuramente in circostanze tragiche l'ha fatto entrare nel mito. Sì, è vero. Tornando alla tua esperienza ciclistica, arriva un momento in cui in Sardegna è difficile praticare il ciclismo a livelli alti e quindi spesso si è costretti, dopo magari gli anni da juniores, a superare il mare e andare nel cosiddetto continente. È successo anche a te. Ti va di raccontarci un po' l'esperienza? Intanto, qual è il trauma per un ragazzino sardo abituato a vivere qua che improvvisamente si deve trasferire al nord per correre? Sì, arrivi a un certo punto dove continuare l'attività fatta a un certo livello qua in Sardegna purtroppo non si può, perché se vuoi scontrarti con la realtà veramente con altre realtà, o diventi cicloamatore qui in Sardegna, passata la categoria juniores, allievo, oppure devi provare ad andare fuori, che non è una cosa semplice, perché qua siamo in pochi, ti scontri con una realtà di poche persone, un tipo di gara svolta in maniera diversa, mentre arrivi su, in qualsiasi sport credo accada la stessa cosa, arrivi su e un pochino ci caghiamo addosso, tra virgolette, perché non siamo abituati a vedere un gruppo di 200 persone, numeri totalmente sentire olio di canfora, macchine, squadroni organizzatissimi. Quindi arrivi su, la maggior parte di noi sardi quando arriva su non siamo neanche abituati al loro ritmo, perché lì si parte, vai a 45 all'ora già da allievo, quindi e la testa lì fa tanto. Cosa hai pensato i primi giorni, i primi allenamenti? Beh, allora io sono passato con una squadra toscana che avevo 15 anni. Andavo forte qui in Sardegna, avevo vinto diversi campionati sardi anche a cronometro, che io a cronometro non andavi. Non muovo la gamba. Sono andato in questa squadra toscana, che era anche una bella squadra rinomata nella categoria juniores, però quell'anno lì forse ero troppo giovane ancora di testa per affrontare quel passo lì. Ho mollato la scuola
i miei incavolatissimi per quello, però ho preso quella decisione là. Arrivai su in Toscana e mi trovai lì a vivere in ritiro, a fare una vita da monaco, spesso e volentieri da solo. Peggio degli studenti universitari fuori Io sede. che, essendo nato a San Teodoro, avendo vissuto la vita mondana di San Teodoro, che comunque, nonostante la mia passione per la bici, mi contenevo anche, comunque già iniziavo a bazzicare fare qualche fuori nei seratina. locali e sì, qualche ragazzina qua e là, sai, a 15 anni. E quindi avevo sofferto tanto. Proprio un Dopo un cambiamento paio di epocale. mesi, sì, dopo un paio di mesi non ce l'ho fatta e sono rientrato giù. Proprio la testa ha ceduto. Anche perché ricordiamo che il ciclismo è sì uno sport di squadra, nel senso che hai dei compagni, però è principalmente in gara comunque una sfida contro te stesso, sia a livello Sì. fisico ma soprattutto a livello mentale. Come hai detto tu, la testa ha mollato. Quindi sei rientrato? Sono rientrato, quell'anno è stato forse l'anno un po' più duro della mia vita, perché forse accade a tutti i ragazzini a quell'età, perché hai quell'anno dove ti senti un po' ribelle, i genitori contro, un po' tutto contro, ti va tutto male, però sono anni che si superano, quindi sono rientrato qua. Ho continuato a allenarmi, non ho mollato perché dentro la passione c'era sempre, quindi ho fatto un anno sabbatico, che poi sono rientrato a metà stagione, e quindi sono andato a fare una stagione in spiaggia, ho lavorato in spiaggia, mi allenavo la sera, ho tenuto un po' la gamba, e l'anno dopo mi ricordo che Sandro Fancello, che secondo me lo posso considerare come il mio secondo padre, Che perché ricordiamo è il responsabile è il della- responsabile della della Terranova, e lui all'epoca era il Chi mio compra allenatore. Giusta Sistema Biciclette lo conosce Lo sicuramente. conosce sicuramente. Mi ha preso tra le sue ali e mi ha rimesso in sesto. Poi la Terranova, squadra serissima in Sardegna, secondo me la numero 1. E quindi l'anno dopo sono partito con maggiore entusiasmo. Loro si sacrificavano, ogni poche settimane mi portavano fuori a correre, fuori dico in continente, tra Lazio, Toscana, e lì poi io ho rotto il ghiaccio e ho iniziato anche A a capire anche vedere magari i primi posti, le prime posizioni potevi stare, e a non- sbloccarmi anche fuori, sì, nelle gare che contavano, fino a raggiungere anche la nazionale con loro, perché sono riuscito a fare un paio di presenze con la nazionale. Sì. Io lo dico sempre a tutti gli ospiti, a volte noi sardi ci piangiamo un po' addosso dicendo che è molto più complicato per un sardo emergere, che però poi alla fine anche dai tuoi racconti è proprio così, perché le nostre possibilità, specialmente penso a uno sport come il ciclismo appunto, è più difficile emergere perché il livello, essendo comunque un numero di tesserati inferiore, anche difficile da raggiungere a Sardegna, perché uno dal continente difficilmente viene a correre in Sardegna, prende una nave e un aereo, mentre noi per andare a correre là, se ti vuoi misurare con categorie e con livelli un po' più alti, lo devi fare. E quindi questo succede in tutti gli sport, come hai detto tu. Hai ottenuto qualche risultato, la maglia della nazionale, che penso che sia una soddisfazione enorme, e lì hai capito che forse in quel mondo potevi starci anche tu. Poi sei ripartito. Poi sì, dopo quella stagione lì, allora che era il mio secondo anno juniores. Parliamo di che età più o meno? Secondo anno juniores, 17. Quindi all'incirca maggiorenne. 18-19, ecco. 18 Comunque anni, giovane. Sì. L'anno dopo sono ripartito, ci ho riprovato, sono partito a Bergamo e sono andato alla Palazzago, allora la Saclà, che era Sponsorizzata dai sottaccetti. sì, esatto,
è stata quasi sempre per tanti anni tra le prime 3 squadre in Italia, quindi era un bello squadrone organizzato, avevamo tutto Nulla da quello che ci invidiare. occorreva per raggiungere i nostri sogni, tutti quanti ce lo mettevano a disposizione, quindi poi quello dipendeva da noi. Lì hai avuto non so se definirlo un allenatore, comunque cos'era, il direttore sportivo, che era Olivano Locatelli, che per chi bazzica forum di ciclismo, comunque segue le gare, è un nome che ricorre spesso perché è un totem, è uno abbastanza famoso. Cosa ricordi di quegli anni alla Palazzago? Sì, là a Bergamo ho conosciuto Olivano Locatelli che in realtà in quella squadra faceva di tutto. Faceva lo psicologo, l'allenatore, l'accompagnatore, si divideva in tutto e aveva una risposta a tutto. I primi anni ho passato 4 anni e mezzo con lui. Io credo che pochi corridori siano durati così sopravvissuti a lui 4 anni e mezzo. Io non avendo fatto il militare, però con lui sento di averlo fatto. Sì. E ne vado fiero di questo. Tuttora lo sento, con lui è stato amore e odio, anche perché non è un tipo tanto dolce. Della serie, Insomma, è bello diretto. È bello diretto, è bello tosto. Se ti prende di punta o salti di testa o diventi un corridore. Quindi questa è stata l'esperienza con lui. Sì, sì. Alla Palazzago, come hai detto tu, era una delle squadre più importanti in quegli anni lì. Hai avuto tanti compagni di squadra bravi e in quegli anni lì hai conosciuto Fabio Aru. Non ha bisogno della mia presentazione, uno dei corridori degli ultimi anni più forti, nonostante spesso venga un pochino criticato. Io aggiungo sempre dagli ignoranti, io sono sempre stato, non sono uno che scrive, che commenta molto sui social, a parte sui propri social, sì. Però sono sempre stato un suo difensore, perché ricordiamo che giusto il suo palmarès al volo, ha vinto una Vuelta di Spagna, ha vinto un campionato italiano, ha indossato la maglia gialla, la maglia rosa e la maglia rossa appunto della Vuelta, ha vinto tappe, certo, in tutti i 3 principali, sì, grandi giri, quindi già il suo curriculum lo dovrebbe proteggere da qualsiasi critica. Tornando a lui, hai avuto la fortuna di correre con lui, 2 sardi a Bergamo. Sì. Cosa ci puoi raccontare? Allora, Fabio Aru l'ho conosciuto quando dopo... ricordiamo che lui è un po' più piccolo d'anni. di lui te. È del 90, io dell'88, quindi è arrivato 2 anni dopo. Appena arrivato, allora, è stato subito, diciamo che ci siamo subito attaccati tanto come 2 fratelli, anche se ti dico la verità, 2 sardi fuori di 2 diversi paesi. Ricordiamo che lui è del sud. Sì, lui è di Villacidro. Tante volte, spesso e volentieri, ne ho visto parecchi, quasi ci facciamo la guerra, perché per un sardo andare fuori è già... cioè la Sardegna parla di te. Se siete in 2 ti si devi dividere le critiche, però per noi non è stata così, non è andata così. Io appena lui è arrivato avevo già capito che lui era un fenomeno. Ecco, quello ti volevo chiedere. Già da subito si capiva? Già da subito, già dai primi mesi ti accorgevi che era un fenomeno e te ne accorgevi anche dalle facce che facevano i più grandi. Quando lo vedevo. Sì. Sia in squadra che, sai, prima all'epoca c'era un po' di nonnismo, ancora ci sarà sempre quello, però quando arriva un giovane inizia a staccarti in salita da primo anno e tu sei 4 anni lì che cerchi di arrivare, dà un po' fastidio, però alla fine devi capire che
cioè o hai le doti o no. Fabio è secondo me come uno di quelli che nasce una volta ogni tot anni, perché Fabio veramente andava forte e andava forte naturalmente. Io ci dormivo, ci mangiavo e passavamo la giornata insieme, insomma. Ed è una di quelle cose che gli hanno sempre riconosciuto, è proprio la voglia di lavorare, di soffrire. L'hanno sempre detto che uno che si allenava in maniera proprio forte, senza totalmente concentrato sul ciclismo. In sport, io faccio sempre l'esempio del calcio perché sono calciofilo, nel calcio riconosci il talento già da ragazzino, il tocco di palla, ti accorgi subito già da come uno porta la palla che ha un modo diverso, magari non fa nulla di eclatante, però il modo di toccare la palla già ti sta dando la fotografia di un piccolo talento, o che comunque ha delle basi importanti. Poi sappiamo bene che nello sviluppo tutto può cambiare. Di lui hai detto che si vedeva da subito, perché staccava già appena arrivato persone più grandi e più preparate, o almeno si supponeva fossero più preparate di lui. Non deve essere semplice per uno grande, perché poi la strada nella bici è un giudice infallibile, cioè se vai, se non vai non vai. Non esiste l'arbitro che può, tra virgolette, essere un fattore, non esiste altro, cioè o ne hai o non ne hai. E lui invece già dall'inizio... Che sensazioni pensi che si provasse per quelli un po' più grandetti? Magari li hai provate anche tu, vedere un ragazzino che arriva e... Beh, allora, quegli anni erano gli anni dove io puntavo a certi tipi di corse, quindi quando lui era arrivato mi ricordo, ovviamente giovane devi faticare per arrivare, e la filosofia dell'allenatore appunto era che i primi anni quando arrivi devi lavorare, devi cercare di andare in fuga, come va, deve vedere i tuoi limiti. Anche perché ricordiamo, apro una piccola parentesi, che per fare una squadra servono i soldi e per fare i soldi soprattutto nei dilettanti servono gli sponsor, quindi a volte, come capita anche tra i professionisti, spesso si va in fuga non perché magari si hanno chiaramente la voglia di andare a vincere la corsa, ma spesso si fa anche per farsi vedere, farsi notare, far vedere lo sponsor. Chiaramente si fatica, perché non è che uno va in fuga e dice faccio vedere la maglia ed è tutto lì, quindi spesso succede anche per farsi notare e mettersi alla prova, perché ricordiamo che chi va in fuga fa grande fatica piuttosto che stare in gruppo. Esatto. Sì, diciamo che allora quella era la filosofia dell'allenatore: partire, pronti via, partire subito, a tutta, vai in fuga, se scoppi, ma non arrivare fresco all'arrivo, perché altrimenti torni a casa in bicicletta. Che vuol dire che non hai dato tutto. Sì, esatto. Quindi il ruolo di Fabio, il primo anno soprattutto, sarebbe dovuto essere quello. Il mio, quello di, nelle gare adatte a me, di arrivare davanti, magari Fabio essendo giovane darmi una mano, che lo faceva comunque, perché anche lì sono riuscito a togliermi delle... Non ero un fenomeno come lui, ovviamente, poi avevo la sfortuna di non essere veloce in arrivi ristretti, intendo. Quindi in gruppetti. Dovevi staccare per forza a tutti. O staccavo a tutti, che staccarli in pianura, i dilettanti, è difficilissimo. O li stacchi in salita, ma non ero uno scalatore purissimo come Fabio, quindi arrivavamo in 4, facevo quarto, arrivavamo in 6, facevo sesto. Sì, ero fermo in volata. Insomma, Fabio, mi ricordo, la svolta l'ha avuta vincendo da primo anno da dilettante la Bassano Montegrappa. No, fece terzo, che fare terzo per un primo anno in una salita di 24-25 chilometri, mi ricordo, io non la feci quella gara là, ero nelle Marche a fare un'altra gara. Io quel giorno ero contentissimo, feci settimo mi pare, stavo bene, poi arriva la telefonata, Fabio ha fatto terzo.
E come mi chiedevi tu prima, dicevi, hai mai avuto un po' un senso di fastidio? Forse quella è stata l'unica volta dove mi ha sfiorato quel pensiero Della lì. serie, ho fatto una bella gara felice. Ma è durata proprio pochi secondi, perché dopodiché ero super contento per lui. Siamo rientrati in ritiro, abbiamo festeggiato, tutti e due contenti, tutti e due nei primi 10 davanti comunque, e da lì, da quel giorno, io credo in ritiro, anche se quando c'era qualcuno che si azzardava a dirgli qualcosa, a fargli qualche dispetto. Ormai io c'ero già da qualche anno in quella squadra là e non me lo sono più schiodato di dosso, quindi qualsiasi problema lui era a fianco a me. E poi niente, siamo diventati proprio super amici da quell'anno lì. Sì. Come hai detto tu, lui ha fatto un gran risultato da primo anno. Ovviamente, come in tutti gli sport, i risultati attirano le persone. Quindi immagino che anche lì funzionasse così. Alle gare c'erano le persone che vi seguivano e in base ai risultati iniziavano a mettere gli occhi sui talentini, anche perché, come abbiamo detto prima, la strada non mente, cioè se vai, non è che non puoi ingannare, è uno degli sport dove veramente uno non può ingannare. Sì. Pensi che abbia fatto, per poi chiudere il capitolo di Fabio Aru, che abbia fatto la carriera che meritava, oppure pensi che avrebbe potuto magari con un po' più di fortuna fare qualcosa in più, o comunque, perché ripetiamo, non sto a ribadire il suo curriculum, è stato uno dei ciclisti italiani non solo più forti degli ultimi anni. Allora, secondo me sicuramente avrebbe potuto dare di più, ma non nel senso che lui non lo volesse, nel senso che gli sono capitati degli intoppi, delle sfortune, anche se, come dicevi tu prima, la gente inizia a pensare, ok, inizia a guadagnare tot soldi l'anno e quindi un po' si monta la testa, si lascia andare. Per Fabio posso assicurare che non è così, perché lui, anche quando prendeva l'ingaggio maggiore in tutta la sua carriera, la sua preoccupazione era quella di ritornare ai massimi livelli. L'ho visto anche piangere negli anni dove guadagnava di più, perché non riusciva proprio a esprimersi come voleva. Quindi lui ci ha provato fino all'ultimo anno a dare tutto, però purtroppo quando arrivi a quei livelli lì, che sei sempre al limite e il fisico è un po' computerizzato per raggiungere quel limite lì, se tu hai un intoppo, ti fermi anche una sola stagione, lì il livello del limite della fatica scende, è difficilissimo riprenderlo. Anche perché lo vediamo dai professionisti che corrono, ad esempio, Sì. i grandi giri, arrivano tirati a livello di peso, di muscolatura, quindi basta, a volte si sente, ha avuto un piccolo malanno, ha perso 10 giorni di allenamento, e già quello può condizionare una corsa. Lui, corridore da grandi giri, 3 settimane di fatica continua, con dislivelli importanti, cronometro, maltempo, a volte si passava magari dai nubifragi ai 30 gradi, non è facile, anche perché, come hai detto tu, quando il fisico arriva che è al limite, basta poco per... Sì. Poi specialmente ora che ogni minimo dettaglio fa la differenza, perché se prima si correva con una bici di 10 kg fino a 20 anni fa o anche di più, l'alimentazione, ogni anno esce qualcosa di nuovo. Ora proprio il tuo corpo è studiato su ogni minimo aspetto, segui il computer, segui watt, segui... sono diventati ragionieri i ciclisti. Sono diventati ragionieri, veramente. Se prima si andava più a sensazione, ora ogni piccolo dettaglio, sia sull'alimentazione, negli allenamenti, fa la differenza. Fa una differenza enorme, perché tutti cercano di prepararsi ai massimi livelli. Quindi
Ovviamente ne approfittiamo per invitarlo al podcast, noi lo aspettiamo perché Sì. è uno, Lo convincerò. quando abbiamo iniziato con questo podcast lui era in cima alla lista, anche perché ripeto, a parte la carriera che ha fatto è sempre stata una persona anche molto schivo sui microfoni, non è di quelli, non l'ho mai visto fare proclami, magari non è molto chiacchierone, però sono convinto che potrebbe essere un ospite veramente importante. Qual è stata la salita più dura che hai fatto da corridore? O meglio, non per forza la più dura, quella dove hai sofferto di più, Dove ho perché sofferto magari di più. non una salita durissima, ma una giornata no. Beh, giornate no, ne ho passato parecchie. E soprattutto anche in salite. una curiosità, cosa si prova? Perché a volte vediamo campioni che hanno una giornata no e arrivano a prendere anche 20 minuti dove li vedi non vanno più, improvvisamente si spegne la luce sì, e non vanno più. Beh, io ho passato, tra virgolette, le chiamiamo bambole, quelle che si prendono quando si spegne la lampadina. Forse la più grossa che ho preso durante una gara, e il mio più grosso rammarico è stata la tappa regina al Giro del Friuli, dove era un mese che andavo forte, poi mi riprendevo dopo che al Giro d'Italia qualche mese prima avevo abbandonato per un'infiammazione al tendine. Quindi ero arrivato al Giro del Friuli dove riniziavo a pedalare, poi una corsa internazionale con tutte le nazionali. Stavo andando fortissimo fino alla tappa regina, dove mi ricordo che talmente stavo bene che neanche mangiavo. Ero talmente concentrato, perché ti capita così. La gamba andava. Mentre è lì dove tu devi alimentarti, devi prevenire, bere ogni tanto. E mi ricorderò sempre che avevamo fatto dei passi che ora non mi ricordo il nome. Comunque tosti. Comunque eravamo un gruppetto di una decina in fuga. Io forse in classifica ero al momento provvisoriamente quinto o sesto, che Comunque una fuga lì importante. sì, forse degli italiani ero, se non primo, ero secondo in generale. Mi ricordo che arrivai a 5 km dall'arrivo, una rampa di 1,5 km. Quindi Ormai, per tutto quello che avevate sai, fatto il peggio era passato. Sì, il peggio era passato. Ormai io stavo pensando a come arrivare e iniziavo un po' a sentire un po' di segnali alla schiena, iniziavo Dolori, cosa così. si prova? Provi, guarda, è un misto di tanta roba, neanche dolori, ma più che altro senso di tremarella. Poi si spegne la lampadina da un momento all'altro, non è che ti lascia tanti preavvisi o ti dice guarda, ricordati di mangiare, non ti lancia segnali piccoli, si spegne e basta. Mi ricordo che su questo strappo, a forse 5 dall'arrivo, io a un certo punto mi siedo e basta, non andavo più, mi sono staccato, avevamo gli ultimi 5 chilometri, quasi 2 minuti dal gruppetto di chi vi inseguiva, dei più forti, e vedevo il resto della fuga che andava lì. Non so se ti è mai capitato di sognare che tu scappi o corri e non riesci a correre, hai le gambe molli. Quella era una la sensazione era quella. Sono arrivato a 200 metri dall'arrivo che mi ha passato il gruppetto dei... Quindi praticamente in pochissimi chilometri hai perso minuti. Ho perso tutto, sono finito 15° in generale in quei pochi chilometri. Quali sono i pensieri? Cioè tu in quel momento ti sei accorto, perché poi non è che mangi e ritornano le gambe, cioè quando sei finito sei finito. Sì. Cioè, non è che poi puoi recuperare, lì a quel punto speri di arrivare prima possibile all'arrivo. Sì, anche perché l'arrivo c'era questo strappo, poi c'era un falso piano che è maledetto. Quali sono i pensieri? I pensieri erano comunque lì sei solo. Quelli di delusione e di dire proprio ho buttato una gara come uno stupido. Ti sei reso conto lì e ti sei ricordato che forse ti è venuta la crisi perché non hai mangiato? Mi veniva da piangere perché non riuscivo proprio a spingere, neanche le braccia, riuscivo a tenere le braccia tese sul manubrio, zero, ero proprio spento, scarico. Poi dopo l'arrivo
inizi a elaborare, quindi la delusione cresce ancora di più. La stanchezza che ne esplode. La stanchezza e quindi era stata, mi ricorderò sempre, una batosta. L'ho sognata per diversi mesi quella tappa là. No, anche perché poi ti succede a 50 Sì. km, a 5 km, Sì, dopo che hai fatto magari 3-4 montagne toste, arrivi Sì, in sì, uno sì, strappetto. Sì, a me Quindi- è assurdo, adesso non ricordo esattamente se 2 o 3 anni fa guardavo o il Tour o il Giro, una crisi a Thibaut Pinot, il francese, che fino al giorno prima volava o lo spingevano. No? Sì, 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 sì. Mi ha ricordato, tu che conosci bene le salite di Berchida, la salita dalla casa di nonna, Sì. che è una salita tostissima di 150 metri, che per andare a fare la spesa, essendo tosta in bicicletta, bisognava farla a zig zag perché era troppo dura Sì, per sì, salire con una durissima. mountain bike. Ecco, lui saliva così, Sì, deve sì. essere proprio spento, come hai detto tu, la fatica anche di tenere il manubrio, Sì. talmente era senza energie. Aveva preso qualcosa come 40 minuti, è arrivato al Sì, sì. traguardo a spinta, non riusciva proprio. Hai nominato il Certo. cibo. Un'altra curiosità, cosa si mangia in una gara, questa tappa regina con alcuni passi, salita? Qual è l'alimentazione di un ciclista? Perché noi li vediamo con la parola che mi ricordo sempre è anni e anni di telecronache di Cassani, le famose maltodestrine. Sì. Che cavolo sono queste maltodestrine? Maltodestrine sono dei carboidrati a rilascio prolungato comunque, che io li usavo per lo più, sono in sapore, quindi le mischi con acqua e Quindi le mischi. vanno bene. Io, a dirti la verità, cercavo non mi piacevano tanto gli shakeroni, gli aminoacidi, pasticche di vitamine qui e là. Quindi cercavo di alimentarmi bene e di Che mangi, panino, una barretta. di mangiare bene. Sì, preferivo quelli, soprattutto in corsa. Facevamo, mi ricordo, in tappe, soprattutto in una corsa a tappe, devi iniziare a mangiare sin dalla partenza, perché dopo i primi chilometri devi iniziare a mangiare, perché il corpo Comunque sta sta bruciando. sta recuperando le tappe precedenti e quindi il corpo è sempre al limite. Infatti quindi vediamo- devi sempre buttare fuoco. Vediamo anche quando inquadrano i professionisti che fanno il Giro d'Italia, Sì. che fanno colazione con riso, con Sì, sì, carboidrati esatto. importanti. Beh, prima di partire fai una colazione comunque, mangi un po' di riso, un po' di pasta, poi qualche fetta di prosciutto, un pezzo di crostata e poi 3 ore dopo parte la tappa e inizi subito a alimentarti. All'inizio io preferivo i paninetti magari più proteici, mettevo un po' di prosciutto, Philadelphia. Poi da metà gara in poi magari qualcosa di più dolce, qualcosa di più... Non ero amante dei gel perché li soffrivo anche a livello di stomaco, quindi cercavo sempre di mangiare magari un paninetto al latte con un po' di marmellata e poi sul finale qualcosa di più liquido e zuccherato. Ma Hai nominato problemi di stomaco, adesso ti faccio una domanda che può sembrare stupida, ma che io mi chiedo sempre quando vedo le tappe. Quando uno fa una gara di 3-4 ore, come fa per i problemi, diciamo, cosiddetti di bagno? Perché a volte li vediamo io mi rifaccio sempre ai professionisti, Sì. perché sono le gare che trasmettono in TV e io le guardo. A inizio tappa li vedi che magari prendono qualche metro, si mettono a bordo strada e fanno pipì. Ma quando la gara si fa dura e si entra nelle fasi decisive, se viene un problema, io ricordo Dumoulin al Giro d'Italia, poveraccio, che in piena lotta ha Sì, avuto sì, problemi sì, di sì. stomaco, si è dovuto fermare, perché lì poi non gliene frega niente della Sì, sì, telecamera sì, o sì, no, sì. cioè lì stai male. allora, io non mi è mai capitato, pure solo un paio di volte forse, di fermarmi a inizio tappa a bordo strada. Sì, la fai a bordo strada, non scendi neanche dalla bici, ti accosti a bordo strada e la fai. Speri sempre non ci sia qualche bambino o qualche adesso con persona gli smartphone o con i adesso. video soprattutto. Però diciamo che nello sforzo massimo
è difficile che ti venga lo stimolo. Anche magari la concentrazione, sei talmente preso che in quel momento non ci pensi, oppure la trattieni e basta. E come fa? È diverso quando magari ti capita qualche problemino intestinale. Che stai male proprio, che non è questione di stimolo. Sì, mi ricorderò sempre un giro della Val d'Aosta, dopo la prima tappa, metà gruppo, un virus aveva preso metà gruppo, stavano tutti tra cui io, l'ho passata, le notti la passavo a rimettere di tutto. Il giorno dopo si correva di nuovo. Il giorno dopo era uno straccio, perché non riuscivo a assimilare niente, perché quello che assimilavi lo buttavi fuori. E mi ricordo che mi era salita anche la febbre, poi facevi passi comunque di 20 chilometri, facevi tosti, lo sforzo fisico importante. Sì, quindi io... Che immagino una persona normale quando ha virus intestinale non esce neanche di casa. Passi di 20-30 chilometri, ma il Giro della Val d'Aosta è nominato come il Tour de France dei dilettanti, quindi talmente duro. Mi ricordo che una tappa mi sentivo proprio bollire, la febbre, ero lì a combattere per riuscire a rientrare entro il tempo massimo, e mi ricorderò, forse quella lì era una delle uniche gare dove mia madre sarebbe venuta, sarebbe vederla, stata lì all'arrivo ad aspettarmi, e io ho detto, una volta che viene mia madre se non dovessi arrivare all'arrivo, cosa gli racconto? E mi ricordo, ho stretto i denti, io credo di essermi fermato in tutti i passi per fare i miei bisogni, quindi ero proprio vuoto, Li hai battezzati. Bianco, cadaverico, ho usato tutto, guantini, cappellino, tutto quello che avevo. Sei arrivato proprio bello da vedere, una mamma orgogliosa, stavi malissimo. E mi ricordo che appena ho passato la linea dell'arrivo, c'era mia madre, l'ho vista qualche centinaio di metri dopo, mi ricordo che neanche l'ho salutata, le ho lasciato la bici in mano e le ho detto sto scappando in bagno. Sto scappando in bagno. E quindi quello è stato secondo me il giro più duro della mia vita, che ti dirò, ho sofferto, questa era dopo la prima tappa, ho sofferto la seconda, la terza a pezzi. Hanno cercato di rimettermi anche i dottori là, di reintegrarmi, insomma. Perché poi quando stai male così rischi anche di disidratarti. Sì, certo. Poi invece sono arrivato nella tappa a Regina, a quel punto Fabio era maglia gialla, era leader, e iniziavo a star bene già dalla quarta tappa. Poi la quinta, la tappa Regina... ho detto, questa è la giornata, se vinciamo il Val d'Aosta con Fabio, cioè siamo a posto per tutto il resto della stagione, perché è una delle gare a tappe più importanti per i dilettanti. E mi ricordo che quel giorno stavo particolarmente bene, che riuscivo a guidare a Fabio, l'ho portato fino all'ultima salita, fino a metà dell'ultima salita. Prima della salita, nell'ultima discesa, mi sono svuotato tutti i gel, quello che c'avevo, gli ho detto tieni, buttati tutto, cerca di arrivare. E quella tappa la vinse, è stata una delle soddisfazioni più grandi, soprattutto non aver mollato quel giro lì, perché... Non ti ha regalato un blister di enterogermina per il sacrificio. Sì, anche lì si capisce... Si vede anche la tempra dei ciclisti, che piuttosto che quando si ritira un ciclista vuol dire che sta proprio male. Stai male. C'è gente che finisce tappe con clavicole fratturate, con costole rotte, che continua a correre con febbre, virus appunto, perché poi l'ulteriore difficoltà, l'hai nominato tu, è il tempo massimo, cioè già corri contro gli avversari, in più corri anche contro il tempo. Devi rientrare, altrimenti il giorno dopo non puoi partire, quindi becchi una giornata di crisi dall'inizio, oppure giorni che stai male. E un attimo prendere, mi ricordo quella tappa lì arrivai
dopo 42 minuti dopo il il primo, vincitore. e io credo il tempo massimo fosse una cosa intorno ai 47-48 Hai minuti. dovuto pure, sei arrivato pelo pelo. Sono arrivato pelo anche perché una delle ultime salite era il San Bernardo, che Bella dalla tosta. Francia passavi in Italia, quindi non era Che un poi gioco. dico, ti succede in una tappa, tra virgolette, pianeggiante, non dico Sì, che ti salvi, sei tranquillo, ti in salvi, salita non si ma può. lì niente, sì. Poi c'è stato un momento che è stato un po' il tuo bivio. È arrivato un momento in cui, dopo gli anni da dilettante, per un paio d'anni sei stato lì per passare e per diventare professionista, una cosa che poi non si è concretizzata. Hai qualche rimpianto e se ti ricordi quali sono state le sensazioni? Perché comunque quando hai iniziato a correre probabilmente il sogno era quello. Sì, allora, forse il mio anno migliore è stato il 2011, quando ormai ero elite primo anno, Fabio ormai era già consacrato, aveva già un contratto in tasca Con ormai. l'Astana. Sì, però in tante gare avevo fatto dei bei risultati comunque, un po' di rimpianti vedendo la corsa poi come è andata. Uno di questi, mi ricordo, fu il campionato italiano, che è una gara secca comunque. Se tu arrivi sul podio in un campionato italiano, non dico che al 100% Hai il passi contratto. professionista, però è una bella soddisfazione. Arrivammo all'arrivo in 4, arrivai quarto. Sempre per sì, quel... che quel giorno, guarda, avevo una gamba che io credo neanche una fucilata mi avrebbe fermato quel giorno, perché poi riuscivo anche a staccarli in salita. L'unico problema è che la salita era finiva a 3-4 km dall'arrivo, quindi io mi poi là- ricordo li staccai, però avevo quasi paura di buttare via un podio, perché ho detto se mi riprendono faccio quarto. Ho detto invece magari sono lì, si stanno avvicinando, li aspetto, rifiato un attimo e mi gioco il podio. Invece poi ho tentennato un po' troppo, mi hanno ripreso e ho fatto quarto. Anche in Quello è il più queste grosso cose. rammarico in una gara. In pochi chilometri comunque, oltre già allo sforzo fisico, sei tutto il giorno in bici che corri, la fatica, devi anche fare questi ragionamenti. Sì. Perché comunque, soprattutto nel ciclismo, la tattica nel finale è importante, soprattutto tutto. quando in un arrivo in Sì, pochi, a seconda della posizione che hai in un determinato, magari a 1 chilometro dall'arrivo, ti giochi. Anche Sì, professionisti sì. importanti hanno perso gare per aver sbagliato Certo. l'approccio, magari ti sei fatto un mazzo tutto il giorno, magari sei quello che ha la gamba migliore ma lo sprint è un'altra gara. Sì, sì. No, quel giorno mi ricordo che Locatelli appunto mi disse guardate che qui oggi la corsa si risolve pronti via. Ho detto pronti via, 200 km, pronti via, cioè devi stare a tutto il giorno. Però appunto essendo un campionato italiano non ci sono gli squadroni organizzati. Che quindi se riesci ad andare in fuga è difficile anche organizzarti Bravo. per venirti a riprendere. Non c'è la squadra che lavora per te, riprende la fuga insomma ti aiuta a stare là davanti. Ogni squadra è composta da 2-3 atleti che tutti più o meno hanno un po' ambizioni di fare una bella gara, quindi lì a volte può partire la fuga con determinate persone che gli altri si guardano dietro e tu ci devi essere Ti dentro. ricordi chi l'aveva vinto quel campionato? L'aveva vinto Matteo Busato, Che comunque che poi è passato sì, l'anno sì, dopo sì, professionista, sì. oltre ad Aru che è stato il tuo compagno di squadra, hai corso anche con ragazzi che poi sono diventati... Io ricordo Sì. sempre, avevo visto sui tuoi social una foto di uno straniero, adesso mi sfugge il nome, in una gara che lui poi ha fatto carriera, è stato... Sì, ti sì. ricordi chi era? No, ne ho avuti parecchi. Allora, il primo anno, come ero con Aru, ero con Pirazzi. Stefano Pirazzi, Non che era ricordo, Pirazzi. un ragazzo matto come un cavallo e andava fortissimo appunto perché era matto. Lui partiva nei momenti dove meno Nessuno se l'aspettava. nessuno se l'aspettava, ma la sua incoscienza proprio Era il suo faceva punto di sì forza. che lui provava in qualsiasi occasione, anche quando era morto, e spesso gli riusciva. Lui era fortissimo,
poi infatti è arrivato anche al Giro d'Italia, Sì, sì, maglia lo blu, ricordo. ha vinto tappe, è andato parecchio forte. Poi ho avuto anche compagni di squadra come Daniele Ratto, insomma gente comunque che camminava, c'era tutti gli anni la gente che camminava. Ehm, Come abbiamo No. detto, il mancato passaggio da prof, decidi di mettere da parte la bicicletta e parti Sì. a Londra per un'esperienza di vita. E qui ci siamo detti prima, il tempo per poter andare in bici era meno e ti dedichi alla corsa. Sì, Quasi per gioco, per caso. sì, allora diciamo che più per gioco, avendo fatto sport tutta la vita, e lo sport è una cosa per la mia testa fondamentale, perché esaurirei senza lo sport, Ecco, senza diciamolo la che mia così dose di lanciamo sport. anche un Sì, messaggio sociale. appunto, lo sport mi ha sempre aiutato in qualsiasi periodo della mia vita, anche i più brutti comunque. E poi mi dispiaceva il fatto di avermi fatto un mazzo così per 20 anni, sin dall'età di 6, 5, 6 anni, e magari vedere il mio fisico cambiare o magari rientrare in bici, tornare in bici, fare un giro e arrancare. Non ho mai voluto perdere Eri comunque, competitivo con te tra stesso. virgolette, la gamba, e quindi ho detto qualsiasi sport dovesse piacermi, Lo faccio. mi metto e lo faccio. Quindi ho iniziato a corricchiare, appunto perché in Inghilterra la vita è molto veloce, scorre molto veloce, esci la mattina presto, rientri la sera, fa buio presto, c'hai anche i mezzi, aggiungi 2 ore di mezzi alla giornata lavorativa. In bici era quasi impossibile, anche se avevo una bici da corsa su in Inghilterra. Sì, sì, c'è una foto sui tuoi social sul terrazzo, pronta Sì, all'uso. sì, ce l'ho sempre avuta con me quella, però appunto avendo meno tempo la corsa, una mezz'ora di corsa Te la puoi ti fare ovunque, soddisfa, a qualsiasi mezz'ora orario. di bici no, non suderesti neanche, ecco. E quindi ho iniziato a corricchiare, un giorno sì, un giorno no, senza straffare, così, per divertimento. Poi vedevo che stavo bene anche correndo, comunque, Anche perché il motore è quello, eh. che cresceva. Anni di Sì, ciclismo. sì, il motore, diciamo che fiato, polmoni e cuore ce li avevo, anche le gambe, anche se le fasce muscolari sono un po' diverse, però mi trovavo bene. Secondo me era uno sport dove avrei potuto dire la mia, tra virgolette, perché poi sono uno molto competitivo appunto con me stesso, quindi ogni volta uscivo per vedere il tempo migliore, non riuscivo a fare mai una corsa tranquilla. E da lì quindi ho iniziato a fare. Per la sera godersi la corsa col cronometro. No, per arrivavo vedere i col tempi. cuore in vola, col cuore in gola tutte le volte. E da lì è iniziato. E da E lì. adesso è anni che corri. Sei Ora, tesserato con l'Atletica San Teodoro. sì, sono rientrato qua in Sardegna 2 anni fa, sono rimpatriato 2 anni fa, e ti dico la verità, fino a 1 anno e mezzo fa corricchiavo così senza Solo contro te niente di stesso. serio, niente di serio, anche se qualche garetta la facevo. Poi 1 anno e mezzo fa ho visto che comunque i tempi, dai, c'erano per potermi divertire, perché io sono un pochino, l'agonismo ce l'ho sempre dentro, quindi qualsiasi corsa sia, che sia il Gran Premio internazionale in Belgio o la gara del campanile a Orotelli, tra virgolette, mi piace partire col coltello tra i denti. E quindi ho iniziato a allenarmi seriamente, c'è l'allenatore Andrea Porcu che mi segue, dell'Atletica San Teodoro, che è una bellissima realtà, tra l'altro. Sì, ho visto che tanti tesserati È anche cresciuta bravi. tantissimo, e in Sardegna arriviamo anche a raggiungere bei risultati, nonostante siamo un paesino con non tantissimi abitanti, però insomma ho iniziato a corricchiare e allenarmi sempre di più fino a. Comunque hai ottenuto risultati, hai vinto diversi campionati sardi. Sì, sono riuscito a vincere qualche garetta, ovviamente amatoriale,
il campionato sardo di cross quest'anno, poi un campionato sardo su pista sui 5.000, anche se sono due tipi di corsa che non sono i miei preferiti, però preferisco più distanze lunghe e lineari, al contrario della bici che preferivo un po' di su e giù, mentre sulla corsa preferisco Hai faticato abbastanza in pianura, salita con la bici. pianura e asfalto. Da poco sei stato a Milano, se non ricordo male, ho visto Sì. hai fatto il personale sulla mezza maratona. Se Sì. lo vuoi anche ricordare, giusto per snocciolare 2 numeri. Ho fatto il mio personale 1 ora 13 e 17 nella mezza. Sì, soddisfacente per me. Obiettivi? Cioè. Io penso che Beh, obiettivi me li metto sempre, metto sempre dei piccoli obiettivi, soprattutto ora nella corsa, che non è il mio lavoro, faccio altro come lavoro, lo faccio per divertimento, quindi non mi illudo mai, cerco sempre di tenere degli obiettivi fattibili. Come a Milano mi ricordo che sono partito sapendo che stavo bene in allenamento e che magari sarei anche potuto scendere a un tempo così, però io dicevo dai, l'importante è che se riesco a abbassare il mio personale, che prima di Milano era 1,15, sono già contento così, va comunque bene sono così. 2 obiettivi in uno il confronto con gli altri, Sì. e uno, forse il primo, Sì. perché quando uno fa il personale, se ti arriva qualcuno davanti è perché è stato più bravo, Beh, ma certo. tu hai il personale, quindi hai dato, Sì, sì. dato tutto. Sì, E parliamo di mezza maratona. Mezza Penso maratona, che sì. nella tua testa baleni l'idea prima o poi di fare la maratona completa. Beh, una maratona io credo che sia il sogno di tutti i runner, perché la maratona è proprio la corsa, L'apoteosi. l'apoteosi. È come sì. i 100 metri per un velocista. Certo, fai una maratona e puoi dire sì, sono un maratonetta, ho finito una maratona. Il problema è che ora vorrei riuscire a vedere dove posso arrivare nella mezza maratona, dopodiché raggiunto un obiettivo soddisfacente, magari un giorno proverò, anche perché per allenare una maratona ci vuole tempo, iniziano a essere 2 ore di allenamento, 2 ore e mezza, che è difficile, è difficile, non è semplice, soprattutto per me che il lavoro mi impegna tutta la giornata. Ti licenzi, che problema c'è Sì, per sì, seguire sì, la sì. carriera da maratonetta. Se dovessi fare un paragone tra i due sforzi, tra i due tipi di fatica, tra quella che hai fatto da ciclista e quella che hai fatto che fai ora da runner, trovi delle similitudini? È uno sforzo diverso? Magari anche l'età un po' più matura e più consapevole Sì. ti aiuta a gestire meglio lo sforzo. Diciamo che ora, allora, con la bici facevi dei periodi dove proprio non andavi, perché i picchi di forma ne puoi raggiungere 1, 2 durante l'anno, poi il resto devi cercare di gestirtela e di stare attento a non spendere troppo, a cercare di recuperare bene, però quando arrivavano i momenti tosti in bicicletta che non andavi avanti, e lì poi dalle gambe arrivava alla testa, perché eri proprio giù, sei uno straccio. Quando non vai di gambe e di testa soffri sia in bici e soffri quando scendi dalla bici, perché tutto, non è che passano vedi dopo 2 tutto minuti. nero, vedi tutto nero, e quel periodo sembra non passare più. Mentre sulla corsa forse ora lo vivo più alla leggera. La corsa alla fine sì, hai momenti che soffri durante la gara, per carità, ti può capitare quella giornata storta dove non riesci a respirare, non spacchi il fiato e sei sempre in affanno, però alla fine, finita la gara, è anche una gara corta, finisce lì, lo sforzo è fisico, poi si resetta tutto, ci beviamo una birra tutti insieme e tutto passa. Vedo quando fanno le premiazioni, probabilmente sei tornato alle gare da ragazzino, da ciclista, con i cestini dei prodotti tipici, che poi alla fine sono cose belle, cioè hai
hai Ah, voglia. ottenuto il risultato, il podio, ti porti a casa a volte il miele, a volte i salumi, a volte Beh, le cose certo. che nelle gare da ragazzini magari succedevano. Sì, sì. Ci stiamo avvicinando alla fine della nostra intervista. Hai nominato tuo padre, che è stato lui che ti ha messo Gigi sulla... Zio Gigi, lo posso dire che Sì, siamo sì, sì. parenti alla fine, Sì. dai. E spesso uscivate anche insieme e hai anche Marco, che è tuo fratello, che anche lui per un periodo è stato ciclista. Se dovessi fare una classifica tra i tre, so che siamo su un terreno minato perché loro due potrebbero offendersi secondo cosa tu dirai, però se dovessi fare una classifica da ciclisti dei tre e anche da runner, perché anche loro ogni tanto li vedo che amano fare sport. Allora, una classifica. Mio padre innanzitutto non è... ci ha fatto entrare a noi l'agonismo dentro, ma lui non è mai stato agonista, quindi l'ha fatto solo per il piacere di star bene, di sfogarsi un po', di scaricare un po' di pensieri portati dietro dal lavoro, insomma. Mentre io e mio fratello siamo stati sempre belli concentrati e con belli agonisti dentro, insomma. Mio fratello, come dicevamo a inizio puntata, la maturazione fisica che ha avuto mio fratello è avvenuta prima. Quindi lui da ragazzino vinceva tutto. Sì, ricordo. Già da 7 anni iniziava, rompeva la catena, la bici, la cambiava e vinceva. Comunque. Vinceva tutto, era un mostro. Era un mostro, poi ha avuto un pochino di sfortuna, ha avuto qualche acciacchino fisico e da lì era salito con me anche a Bergamo, ha fatto una piccola esperienza a Bergamo ed è proprio lì che ha avuto, gli hanno riscontrato una piccola anomalia e da lì ha dovuto smettere e da lì in poi lui si è dedicato al lavoro. Diciamo che non l'ha pensata come me una volta mollata la bici, anche appunto magari dovuto a questo fatto. Un problemino fisico. Lui sì, è sempre forte, quando va a piedi va sempre forte, corre. quando va in bici va sempre a tutta, a pancia a terra, però lo fa più sporadicamente, insomma non è tanto malato di sport come me al momento. Prima di salutarci mi è venuta in mente una cosa che ti volevo chiedere da prima, che è un argomento un po' brutto per un ciclista, e sono le cadute, perché comunque i ciclisti col body finissimo, te lo dice uno che è caduto in bici e si è fatto una settimana di ospedale e l'hanno anche operato, come un idiota, non racconto neanche come sono caduto. No. Ti è mai successo, ne hai mai visto e che sensazione si prova? Perché quello è un po' la parte brutta del ciclismo, comunque velocità folli, Sì. discese con qualsiasi condizione meteo, a volte la voglia di arrivare magari non ti fa pensare al pericolo, come abbiamo detto prima, da ormai credo una ventina d'anni c'è l'obbligo del caschetto, ma il resto del corpo è praticamente nudo. Ne ho viste, ne ho provato, ho tatuaggi ovunque. Lasciati in eredità dal ciclista. Ho lasciato parecchie appelle negli asfalti un po' Della in tutta Bergamasca. Italia. In tutta Italia. No, anche perché la cosa assurda dei ciclisti è che come cadono, la prima cosa che fanno è prendere, si rimettono in bici, poi magari 2 secondi dopo svengono, però la prima sensazione... Sì. Subito. Sì, ho fatto un paio di cadute importanti. L'anno dove avrei dovuto provare a passare nei professionisti, che qualche parola l'avevo già scambiata con qualche squadra, è stato l'anno più brutto perché ho avuto 2 cadute importanti, tra cui una stupida perché ho preso un ragazzino che attraversava la strada. Durante la gara? No, durante un allenamento. Okay. Scendevo dalla Val Brembana, nella Bergamasca, 50 all'ora, dai, stavo entrando quasi in un centro, stavo attraversando un centro abitato.
questo ragazzino aveva già attraversato la strada, usciva da scuola, aveva uno zaino enorme. Più grande di lui. E io non mi ricordo, gli era accaduta qualcosa mentre attraversava, qualche moneta, qualcosa. E lui, che ne so, magari non ha visto l'ombra della macchina, però c'ero io che scendevo, quindi è tornato indietro, ha raccolto la moneta, io a quel punto l'ho visto, era piegato così, per fortuna ho preso lo zaino su, a lui non l'ho toccato, anche se l'ho ribaltato. Io ho fatto volato 20 metri e io credo che quella caduta mi abbia smosso un po' tutto, perché da lì ho iniziato ad avere problemi alle ginocchia, alla schiena, cervicali. E forse è stato un mio sbaglio, perché poi mi sono rimesso in bici e ho continuato a allenarmi. Forse lì... Senza picchiarlo. No, a parte gli scherzi. Dico. No, ci ho pensato, poi ho detto no dai, ci è andata bene a tutti e due. Insomma, quell'anno lì ho un paio di cadute del genere mi hanno rovinato la stagione. Come ti dicevo, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Io solitamente ai nostri ospiti chiedo se c'è qualcosa che avrebbero voluto raccontare o dire e che io magari non ho chiesto. C'è qualcosa, qualche aneddoto, un qualcosa che vorresti dire, ricordare? Ma non so, aneddoti ne ho tanti anche che non potrei raccontare. Si potrebbero dire. Un giorno te li racconterò tutti. Se non rischiamo la denuncia possiamo dire. No, non lo so, non ti so dire perché ne avrei tanti, però... E allora te la chiedo io l'ultima Sì. cosa. Qual è stata la tua vittoria più bella? O la tua gara più bella, anche se non è stata una vittoria, perché non è detto che è la gara più bella... In bici o a piedi? Ma uguale. Allora... Quella che ti fa dire oggi non mi avrebbe preso nessuno mai. Non lo so, allora se ti riferisci a vittoria, nel senso vittoria proprio una gara, non ce n'è vittorie più belle. Ho fatto tante belle gare che ancora mi ricordo, ogni tanto vado a riguardarmele, a riguardarmi i video. Forse, non lo so, mi piacevano di più le gare dove mi lasciavano qualcosa, più che una vittoria, a prescindere come dal risultato. per dire una gara dove ho fatto tutta la gara in fuga, che ero sempre davanti, e quelle cose mi esaltavano quasi più di una vittoria, perché alla fine restavi un po' sulla bocca di tutti, Comunque, a vederti prescindere comunque davanti e poi magari riuscire anche ad arrivare davanti sul finale, a essere lì presente sul finale era tanta roba. Però vittorie ne ho avuto tante, rimpianti voglio dire di no, anche se qualcosa tornassi indietro l'aggiusterei, ma con il senno di poi siamo tutti bravi, perché ora forse sono un po' più maturo, un po' più di esperienza, quindi l'avrei presa, tanti momenti li avrei vissuti diversamente, magari stando più calmo avrei reso ancora di più. Però quindi non rimpiango niente, perché ho conosciuto persone fantastiche, tuttora ho amici ovunque in Toscana, ogni tanto scappo a trovarli. Non il bambino e il suo zaino. No, non lui. Ho visto, credo, tutti gli angoli d'Italia, grazie alla bici, e non solo. E poi in bici anche correre in mezzo alla natura. Bellissimo, stupendo. E poi ora mi diverto correndo, stando qui lavoro, mi sfogo con la corsa e continuo a divertirmi, dai, e a fare sport soprattutto. Va bene. Allora io ti ringrazio. E a bere qualche birretta. Infatti anche. Lo volevo dire, se qualcuno ci vuole sponsorizzare, il primo intervistato che ha finito la birra e ha dato un senso al facci un giro, perché di solito vengono qua molti atleti sportivi, ma non è bello farsi vedere, No, è giusto, un bicchierino d'acqua. È giusto allenarsi, ma anche reintegrarsi. Giusto, questo è sì. è il mio motto. Un principio, credo che qualsiasi medico possa essere d'accordo. Speriamo. Ne approfitto ancora una volta per ringraziarti di Grazie essere a te, venuto grazie ospite. a voi.
di averci raccontato la tua storia, averci raccontato una marea di cose. E niente, ti ringrazio. Sai che ti volevamo ospite da tanto, finalmente abbiamo quagliato. Ti rinnovo l'invito a convincere Fabio Aru a venire ospite da noi. Mi dispiace, anche in questo sei arrivato secondo in questo sprint, sei il secondo della via di casa tua a venire ospite, perché il primo è stato Daniele Molino, che abbiamo scoperto che siete vicini di casa. Non so se nella strada c'è qualche altro sportivo. Tra l'altro mi doveva accompagnare ma non si è svegliato, ecco, lo voglio dire. Se doveste avere qualche altro sportivo nella stessa via, fatecelo sapere, anche di magari qualche altro sport che lo intervistiamo. Senz'altro, e grazie a voi, grazie mille. Noi vi salutiamo, ringraziamo la GL Produzioni che ci permette di andare in onda, vi invitiamo ancora una volta a iscrivervi al nostro canale YouTube e non ci resta che darvi appuntamento alla prossima puntata. Facci un giro, versano un po'